Settima corsa, sono cavalli di 3 anni, non vincitori di 2000 euro in carriera, ben 12 al via, 1 Colmi B, Alessandro Gocciadoro, 2 Cico De Gleris, Alessandro Fonte, 3 Carpe di MGV, Emanuele Migliori, 4 Callas, Roberto Vecchione, 5 Califo Griff, Giorgio Cassani, 6 Cornelio P, Vincenzo Castiglia, seconda fila 7 Chloe Jet, Vincenzo Piscuoglio, 8 Chloe Mauve, Davide Angeletti, 9 Conny Bass, Manuel Pistone, 10 Ciubu dei Greppi, Antonio Greppi, 11 Citro Sodina Oil, Emanuele Ossani, 12 Crive, Nicola Bortolotti. Arretrato Crive, rinuncia al lancio anche Cornelia OP, poi si fa sotto. Veloce Cico De Gleris, prende il comando su Colmi B. All'esterno è Cornelia P, mentre Califo Griff cerca di mettersi alla corda dietro a Colmi B. Manovra che riesce, intanto c'è il posto anche per Cornelio P, seconda alla corda dietro a Colmi B. Tanto Cico De Gleris arriva ai 200 in 14,9, gruppo molto sgranato. Si sistema seconda Cornelia P su Colmi B, poi Califo Griff a precedere Chloe Jet, mentre all'esterno vediamo Antonio Greppi con Ciubu dei Greppi, ancora molto sgranati, con l'allievo di Alessandro Fonte che conduce davanti a Cornelio P. Numero 9 Conny Bass squalificato. Intanto c'è l'errore di Calmi B che era terza alla Numero corda. 1 Colmi B squalificato. Quindi in vantaggio sempre Cico De Gleri su Cornelio P che non accetta il ritmo del battistrada e va al suo esterno, poi la pariglia formata da Califo Grip e Ciubu dei Greppi, ancora avanza anche Citro Sodina Oil, ma intanto il figlio di Nesta F conduce sempre, ha respinto l'attacco di Cornelia OP, poi cerca di farsi sotto anche Califo Griff. Arriviamo al chilometro Numero passato 4 da Cico Callas De Gleris in squalificato. 1.17.2. Cornelio P sempre a mezza ruota, poi gli altri con in terza ruota Citro Sodina Oil che sembra quella più efficace. Intanto Cico De Gleris ha respinto l'attacco di Cornelia P. Percorre la retta di là in 15 secco, siamo sull'ultima curva, prende una lunghezza di vantaggio il figlio di Nesta F, mentre Cornelia P è un pochino stanca, viene avvicinata da Citro Sodina Oil, mentre sposta anche Chloe Jet in terza ruota. Ultimi 200 metri per Cico De Gleris che ha vantaggio molto importante, Numero si presenta nettamente in vantaggio Califo Griff in retta squalificato. d'arrivo. Cico De Gleris viene a vincere la sua prima corsa in carriera, mentre per il secondo posto Cornelio P respinge Citro Sodina Oil, al quarto Chloe Jet. 1.16.4 la media al chilometro per Cico De Gleris, il figlio di Nesta F della scuderia Evergreen. Massimo Trevelin al training, Alessandro Fonte alla guida, che vengono a vincere in sicuro percorso di testa l'ultima dell'Arcoveggio. Ed è quindi tutto per la giornata di oggi. L'appuntamento è per domenica prossima, mentre ricordiamo che si correrà anche lunedì, giorno di San Petronio.